Eccoci qui, siamo tornati in diretta 049 49 06 054. Se non dormite potete chiamarci, oppure magari stanno dormendo un pochino perché non hanno mai dormito tutta la notte, che poi è davvero che non si dorme tutta la notte? Cioè, no, questo è un po' un falso mito, nel senso che anche quando, come dire, si fa una registrazione della qualità del sonno, quindi in clinica, controllati per tutta la notte, in realtà non è che non si dorma tutta la notte, quello sarebbe gravissimo, quello si porterebbe a esiti troppo importanti. La percezione può essere quella, no? Perché, come dire, lo stato di coscienza tende a fluttuare tra un quasi risveglio e il sonno, e poi c'è quello stato misto in cui si confonde un po' sogno da realtà e per cui la persona percepisce di poter essere sveglia. In realtà non è così, c'è una fluttuazione più leggera e quindi si evitano quelle fasi più basse del sonno, più profonde, e la persona sveglia e dice ah, non ho dormito tutta la notte, ma non è proprio così, per fortuna. no, perché sennò sembra una tortura come... Col rispetto che va dato comunque al fatto che la stanchezza e il veder nero sono molto pesanti. Perché poi, giustamente, come diceva lei all'inizio della trasmissione, se non dormi un giorno, due, tre, poi veramente rischi, se non sei depresso, di diventarlo, perché ti senti di avere una mancanza importante e anche l'energia. Prendiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno. Anna Maria. Buongiorno Anna Maria. Allora, io fino a un anno fa dormivo come un ghiro. Cioè, come mettevo la testa sul cuscino, prendevo sonno. Adesso, un anno a questa parte, che io non dormo. Cioè, mi metto in testa tanto cosa vado a fare a letto che non dormo. E allora soffro anch'io un po' di insonnia, ma vuol dire per l'età, pensavo, e tutti mi dicevano, vedrai che dopo non dormi, perché le mie amiche sono un po' più anzianette e non dormono di notte. Io dicevo, beata te che dormi, beata te che dormi. Ma quanti anni ha, signora? Quanti anni ha, signora Anna Maria? 70. 70. Però voglio dire che ho sempre dormito e sono ansiosa per carattere. Io sono ansiosa perché ho la psoriasi. Una che ha la psoriasi vuol dire già che soffre di ansia, di problematiche. Allora vi faccio ridere perché ho comprato tutte le tisane di questo mondo. E tutte le sere bevono, chi mi dice bevi un bel bicchiere di latte. Non è che si alza sempre a fare la pipì poi, signora Anna Maria, perché bevendo tutta quest'acqua a un certo punto alla si sveglia. sera, allora provo tutte le tisane, provo tutte, ne ho una caterva ormai, però non fanno niente. Però il latte, la pipì. il bicchiere di latte, voglio dire che è quello che mi fa dormire, il bicchiere di latte bollente prima di andare a letto, quello mi rilassa. Vabbè, esatto. Delle volte dormo 2 ore, dopo mi alzo, prendo le gocce, ma dopo non vorrei abituarmi alle gocce, e allora mi giro, mi rigiro. Insomma, vabbè, cioè com'è la sindrome dell'involtino dentro il letto? Non so perché mi metto in testa, tanto io non dormo, cosa vado a fare? Non deve pensare questo, deve dire non devo più comprare tisane, signora Anna Maria, questo si deve... Ecco. Allora, le faccio dare una risposta, signora Anna Maria, anche perché... No, resto perché io dormivo, ho sempre dormito. Nonostante fosse sempre stata un'ansiosa in vita sua. Sempre stata ansiosa. Allora, cerco di farle dare una risposta dal nostro dottore. Grazie, basta tisane, si beva questo latte, tisane non le compri più e via. 049 49 06 054. La signora è sempre stata ansiosa e adesso c'è un'ansia preventiva nei confronti di sé, ha messo in testa che non può dormire. Allora sì, c'è la componente ansiosa che ha un suo percorso e forse è il caso di provare a lavorare su quella. Le tisane per carità vanno bene, ma non è che abbiano un effetto significativo. Diciamo, bisogna andare da alcune sostanze in su per avere un effetto clinico reale. Per dire, insomma, ne citiamo un paio: la passiflora e il biancospino sono le uniche 2 erbe che hanno una sperimentazione anche scientifica. Ma quanta quantità, dottore? Quello è il problema. Lì bisogna regolarsi un pochino, perché non si può neanche fare un concentrato di biancospino, ad esempio, perché tende a rallentare la frequenza cardiaca, quindi a quel punto io dico senza paura, si passa magari a una benzodiazepina se l'altro non ha avuto effetto, si va un po' per gradi.
Il latte sì, può essere un'abitudine ristoratrice a patto che sia ben digerito, perché se abbiamo problemi allo stomaco comunque è influente, la persona si risveglia, fa gli incubi eccetera. Si mette in testa di non dormire, che c'è un aspetto psicologico importante che io credo possa assolutamente provare a rivedere. Chiaro che a 70 anni può esserci un cambio anche importante sulla quantità di sonno, però insomma su questi aspetti d'ansia io credo che si possa lavorare. Poi insomma se le hanno dato ste gocce, le usi, si vede che insomma, sì, sono consentite finora, perché questo è interessante. Comunque quello che diceva la signora, 049 49 06 054, ma con l'età si dorme di meno. con l'età si ve lo dorme dice di dopo la meno. telefonata, porti pazienza. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono telefono da Nervesa della Battaglia. Volevo dirle che c'è un metodo infallibile per dormire. Metodo infallibile, ce lo dica. È un discorso di Conte o Zingaretti o uno qualsiasi di sinistra. Io prendo sonno e non mi sveglio neanche il giorno delle elezioni. La ringrazio. Grazie. Vabbè, ci sta anche questo, un bel discorso politico, un mappazzone politico, e hai quella sindrome di Sleeping Beauty, cioè della bella addormentata nel bosco. Qua a un certo punto tutti i discorsi, secondo me, gli italiani che si addormentano davanti alla TV ci sono. Comunque veniamo alle cose importanti. Quindi con l'età si dorme di meno, no? Perché ci si uffizza in età giovane, cioè non si andrebbe mai a dormire, feste. Con passare del tempo ci si allodolizza, tipo Romeo e Giulietta e l'allodola che cantano al gufo. No, si dorme un po' di meno, è fisiologico. Non è che dormi 8 ore fino a 100 anni. No, molto difficile, anche se ci sono delle persone che mantengono una certa quantità di sonno. È fisiologico che cambia il metabolismo e anche la quantità di sonno. Rispetto a quello che diceva il signore prima, proviamo a cogliere l'aspetto clinico importante, perché in realtà tutte le cose ripetitive, un po' diciamo che hanno una loro prassi che è sempre uguale, tendono a portarci all'addormentamento. Che soppiscono. Soppiscono, Dovremmo essere un paese di 60 milioni di abitanti assopiti dalla nascita della Repubblica quasi, prima, seconda, terza. Questo non so dire, ma ad esempio i rituali nei bambini creano un'ottima fase di addormentamento. Quindi anche per gli adulti, quando magari c'è un po' di difficoltà nell'addormentarsi, magari crearsi un rituale, una routine. Sì. Cioè tipo, non so, il bagno a quell'ora, la tisana della signora Anna Maria a quell'altra ora, cioè creare un rituale per addormentarsi. Appunto, per far rallentare il metabolismo e aiutare... Cioè capire che è ora di dormire. Esatto. Questo diventa molto importante. 049 49 06 054, accettiamo anche consigli, perché oggi vi vedo anche brillanti in questo e in questa direzione. Quando si dorme ci sono delle varie fasi, ma la fase più importante è la fase REM, nella quale gli occhi si muovono molto velocemente. È una fase molto importante quella, ed è quella dove succede il patatrac. Quella è una fase importante soprattutto per la rielaborazione. Il cervello è molto attivo, sempre diciamo non a livello di veglia ma di sonno, e dopo si alternano queste fasi, infatti nell'ipnogramma si vede chiaramente, in modo sempre inferiore fino ad arrivare al risveglio mattutino. Quella è una fase importante perché, come dire, c'è un lavoro tra i due emisferi della corteccia e probabilmente la produzione di sogni è anche più vivida, che talvolta può andare a pescare dei dati di realtà o delle costruzioni che una persona fa in questi sogni, che possono avere dei componenti che spaventano, quindi degli incubi, e quella fase potrebbe essere più a rischio sugli incubi di interrompere il sonno. Quindi dice al risveglio, oppure hai la fortuna che il tuo cervello ti fa cambiare sogno, ti ritrovi in un altro mondo. Ad esempio chiaramente il mondo dei sogni è difficile da esplorare, ci sono molti misteri, per qualcuno è semplicemente una simpatica favola, per altri, come insomma, ad esempio i divinatori per alcuni, divinatori, anticipatori, chi lo sa. Chi lo sa, non lo sappiamo mai, ma
È bene non sognare o sognare, dottore? Perché si sente dire il buon dormitore, quello che dorme bene non deve ricordare. Perché non ti devi ricordare? Ma questo non è assolutamente detto, tant'è che nell'esperienza comune un bel sogno che ha gratificato, che è piaciuto, fa risvegliare anche meglio. Quindi perché no? Questo diventa importante. Allora, per capirci, 049 49 06 054 se non dormite, se volete porre delle domande siamo a disposizione, cioè per capirci bene, quindi sarebbe il caso di intraprendere un percorso di routine per far capire a noi stessi che stiamo andando a dormire, cioè dare un'igiene del sonno. Sì, una routine che ci permetta di entrare proprio nella fase più lenta, sia organica che anche proprio di pensieri. Chiaramente il rapporto luce e buio è importante, un ambiente confortevole, un'aria con la giusta umidità, non troppo caldo. Altro dato importante è avere a fianco, per chi non dorme da solo, una persona che abbia comunque una buona abitudine di sonno, e non di meno si sta dibattendo molto negli ultimi anni anche il proteggersi da alcuni campi elettromagnetici, come può essere l'uso del cellulare. Quindi vanno spenti e allontanati. Spenti, almeno 3 metri di distanza, come buona prassi, perché le ricerche hanno dimostrato che l'esposizione per tutta la notte va a creare dei disturbi. Quindi anche tutte quelle macchinette che ci fanno il wifi in casa devono essere lontane. Quelle macchinette, ma per dire anche apparecchi elettrici attivi vicino a noi, che ne so, chi si addormenta con la televisione vicina e che va tutta la notte, anche quello può essere un elemento che disturba. Ma soprattutto andare alla radice, se uno soffre di ansia, di depressione, di attacchi di panico, sì, di fare una terapia, perché già questo può portare a dormire meglio. Molto, e questo spesso io vedo è la parte più importante di insonnia. Allora, abbiamo capito, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio tutti coloro che hanno chiamato, ringrazio il dottor Michele Canini, neuropsicologo e psicoterapeuta, quindi riposatevi, spendete meno soldi in tisane, trovate soluzioni più efficaci. Un po' di passiflora, un po' di biancospino, ma in giuste quantità, avete sentito? Forse il è meglio. Il vostro erborista vi consiglierà. Vi consiglia. Grazie, ore 13 torna domani, arrivederci.